Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento video. Un cordiale saluto a tutti coloro che ci vedono e che ci ascoltano. Io ricordo anzitutto che si può interagire con noi, con il direttore Paolo Stefan, che adesso vado a salutare, con le indicazioni che vedete sul vostro monitor o sul vostro smartphone opportunamente descritte. Allora, buongiorno direttore Paolo Stefan, come sta anzitutto? Buongiorno Claudio e buongiorno a chi ci vede e ci ascolta. Sì, diciamo tutto bene per quanto possibile, come dire. Il periodo Sì. forse non è dei migliori. Sono periodi un po' difficili, immagino, no? Anche per voi? Questa è una domanda. So che osservate logicamente i mercati finanziari perché per voi sono importanti, perché i soldi dei risparmiatori, di chi confluisce parte del proprio reddito per la pensione in Solidarietà Veneto, voi logicamente investite risparmi in parte anche sui mercati finanziari. E allora il vostro sguardo com'è? Come vivete in questi giorni e ci può fare un'analisi dei mercati finanziari dal punto di vista, diciamo così, previdenziale, come Solidarietà Veneto? Sì, diciamo che siamo una realtà che sta a contatto giorno per giorno con le aziende che operano sul nostro territorio, quindi è inevitabile che registriamo le sensazioni di timori per i mesi a venire, per l'operatività, dal punto di vista dell'economia, ma lato nostro, per quel che ci riguarda, le preoccupazioni hanno a che vedere più che altro con le montagne russe, anche se russe forse magari è un termine così, che stiamo attraversando nell'ambito dei mercati finanziari, in particolare nell'ambito dei mercati azionari, in effetti. Già nella trasmissione dello scorso mese avevamo un po' prefigurato uno scenario ricco di incertezze, come è normale che sia. Oggi siamo ancora nel mezzo dell'incertezza. Possiamo dire che magari ci sono delle giornate come oggi, così, nelle quali la sensazione è che ci possono essere degli spiragli di miglioramento per quanto riguarda la crisi Russia-Ucraina, e quindi di riflesso osserviamo i mercati finanziari reagire magari in maniera positiva. Ci sono delle altre giornate invece nelle quali prevale il pessimismo. Ora, alcuni gestori, alcuni specialisti sostengono che le probabilità di una risoluzione in breve termine della crisi possa anche essere, tutto sommato, possono essere abbastanza elevate. D'altro canto non sono esclusi neppure scenari di, come si può dire, cronicizzazione della crisi, che avrebbe effetti evidentemente nell'economia reale e ancora più forti nei mercati finanziari, senza tenere in considerazione gli scenari estremi che tutti noi abbiamo magari nei nostri pensieri, ma cerchiamo di tenere a distanza, perché lì ci sarebbe poco da parlare di finanza. Ora, davanti a questo scenario, come stanno andando le borse? Ci sono delle oscillazioni da inizio dell'anno che vanno dai casi peggiori, penso all'indice Nasdaq, l'indice dei tecnologici negli Stati Uniti, dove si registra quasi un meno 20 su per giù, dipende un po' dalle giornate, come dicevo, di questi andamenti non lineari. Altre borse come il Dow Jones negli Stati Uniti, quindi l'indice che raccoglie i titoli più, se volete, legati all'economia più tradizionale, meno innovativa, che perde l'8%. Qui dentro ci sta il mondo dei mercati finanziari, qui dentro, nei comparti dove è maggiore il peso delle azioni, come nel nostro comparto dinamico, naturalmente dobbiamo fare i conti con un risultato di questo tipo. Il comparto dinamico, peraltro, alla fine del mese di febbraio registrava un rendimento negativo nell'ordine del 4,5% circa, e a spanne, non abbiamo naturalmente i dati di metà mese perché il valore della quota viene calcolato sempre alla fine del mese, vediamo che oggi siamo più o meno alla stessa altezza di fine febbraio. Quindi, come dire, certo, l'andamento delle borse è negativo, ma se volessimo fare un paragone con il periodo 2007-2009 non siamo neanche lontanamente vicini a una situazione di questo tipo, e nonostante appunto un andamento negativo come quello che vi ho descritto, i comparti di Solidarietà Veneto alla fine del mese di febbraio, e più o meno l'andamento si è mantenuto anche in queste 2 settimane, hanno registrato dei dati sicuramente
non fra i migliori della storia, ma certamente neppure paragonabili ai numeri che ho descritto, senza contare magari il comparto reddito in particolare, che in questa fase si sta confermando, nonostante sia un meno 2 rotti per cento da inizio dell'anno, si sta confermando come particolarmente difensivo tra i migliori dei comparti che normalmente vengono proposti all'aderente medio, al 45enne. Molto bene sta andando invece il comparto prudente, dove si scende di un 1 e rotti per cento. Tra l'altro in questi giorni noi pubblichiamo i nostri dati attraverso la app di Solidarietà Veneto, li rendiamo disponibili a tutti gli iscritti, che potranno naturalmente dare un colpo d'occhio e se hanno bisogno di qualche chiarimento. Lo dico soprattutto in relazione non tanto agli iscritti del comparto dinamico, che normalmente sono i più giovani e quindi queste oscillazioni sono assolutamente tollerabili, ma chi è magari nel comparto garantito, a cui suggeriamo, se ha qualche dubbio sull'atteggiamento da assumere, di sentire i nostri tecnici, perché abbiamo più di un'occasione trovato delle soluzioni interessanti. Cioè ogni situazione, direttore, lei mi pare le sue parole, può tranquillizzare anche chi ha un comparto dinamico, quindi un giovane, non un fuggi, oddio sto perdendo il 4%, aspetta che cambio comparto. Bisogna pazientare, insomma, perché di crisi mi sembra di capire finanziariamente ne abbiamo passate di ben peggiori. Penso magari all'11 settembre, penso alla Lehman Brothers, no? Quindi per adesso, anche perché questa situazione mi sembra di capire, lei non la prevede che nel brevissimo periodo possa migliorare. Bisogna avere pazienza nel medio periodo, cioè nel giro di qualche mese, giusto? Sì, beh, diciamo, non mi metto a fare previsioni di geopolitica perché proprio non è il mio mestiere. Sta di fatto comunque che anche se non avessimo avuto la crisi che abbiamo conosciuto in queste settimane, i mercati finanziari registravano alla fine dello scorso anno valori molto molto elevati, quindi era anche da mettere in conto uno storno. Per la verità lo storno a cui abbiamo assistito non è neanche così profondo, dato che i risultati sono quelli che abbiamo rappresentato. Tuttavia dobbiamo, come fondo pensione, tu prima accennavi qual è la visuale del fondo? La visuale del fondo è quella del lungo periodo, per cui oscillazioni che dovessero protrarsi anche per un anno non sono un problema per il fondo pensione, non sono un problema per un giovane che ha scelto il comparto dinamico, sicuramente. Casomai una riflessione dovrà farla chi, per decisione sua, contrariamente a quelle che sono normalmente le nostre indicazioni, abbia scelto il comparto dinamico e sia magari a ridosso del prelievo finale. Ma a dirti la verità non abbiamo una frequenza di casi di questo tipo. Casomai, ecco, un dato anche costruttivo, l'avevo detto nella scorsa trasmissione, questa può essere l'occasione per intraprendere un percorso di versamento, in ragione di due motivi. I prezzi dei titoli azionari sono più bassi e quindi si compra a valori meno cari rispetto a un anno fa. Dunque, in prospettiva di lungo periodo, sicuramente c'è un elemento interessante. Potrebbero scendere ancora i prezzi? Certo che sì, ma mica nel fondo pensione andiamo a investire in blocco oggi, andiamo attraverso il versamento trimestrale a comprare giorno per giorno i prezzi che il mercato ci metterà a disposizione. Inoltre abbiamo anche un altro effetto. Si conferma la tendenza al rialzo dei tassi. Se i tassi si rialzano, le emissioni obbligazionarie, i titoli di Stato americani soprattutto, ma anche italiani, che comperiamo di qui in avanti, hanno un rendimento più elevato. Quindi prospetticamente, come dire, mi è passato per oggi sott'occhio il titolo di un corso di formazione che avevamo fatto lo scorso anno, nella quale dicevamo borse ai massimi e rendimenti a zero. Come muoversi in questo scenario complicato? Beh, ora le borse non sono più ai massimi e i tassi non sono più a zero. Quindi, nonostante la paura che ci attanaglia osservando il passato, se guardiamo la prospettiva, lo scenario può essere maggiormente interessante, questo è certo. Senti, ci ha parlato analizzato in maniera molto efficace i comparti dinamico, reddito e prudente. E riguardo il garantito TFR, cosa ci può dire, direttore? Qual è la situazione? Ecco, come dicevo, sul garantito TFR sono posizionati circa il 9% degli iscritti di Solidarietà Veneto e il garantito TFR sta soffrendo in questa fase un po' come stanno soffrendo gli altri comparti, sia per la parte azionaria sia per la parte obbligazionaria. Quindi a fronte di un rialzo dei tassi sulla parte obbligazionaria, se io avevo investito nel comparto garantito in titoli che avevano un rendimento, che ne so, una cedola pari al 3%,
dico per dire numeri solo a titolo di esempio, e oggi il mercato mi offre dei titoli che rendono il 4%, tutti noi andiamo a comprare i nuovi titoli. Quindi perde di forza l'investimento fatto sul titolo che rendeva meno, perde di valore. Quindi nel breve termine per il garantito ci sarà da soffrire probabilmente, ma con i nuovi contributi che affluiscono al garantito, ecco che il gestore può inserire in portafoglio nuovi titoli obbligazionari, BTP e così via, che hanno un rendimento più elevato e quindi ci stiamo comparando i rendimenti da qui a 5, 6, 7 anni. Per cui è una situazione in prospettiva migliore di quella che avevamo fino a qualche anno fa. Ne aggiungo un'altra. Nel garantito probabilmente ci saranno persone che stanno valutando se chiedere la liquidazione, in che maniera chiederla. Ecco, qui probabilmente riusciamo a fare un bel lavoretto di consulenza. Chiamateci. Ecco, esatto. Allora, direttore, un altro tema credo di estrema attualità, l'inflazione. L'inflazione sale, i nostri soldi valgono sempre meno, negli Stati Uniti chiaramente è più alta rispetto a noi in questo periodo, la Germania va verso una possibile stagflazione. Da noi c'è questo rischio, l'inflazione pare nel breve periodo non sia destinata a diminuire. E cosa si fa? I nostri soldi ti valgono un po' meno, quindi tenerli su un conto, se li investo in Solidarietà Veneto è una scelta opportuna oppure no? Allora, innanzitutto, quando tu parli di stagflazione, Claudio, rimandi alla memoria degli studi fatti sugli anni 70, che noi non ricordiamo perché eravamo troppo piccoli, l'austerity, la crisi petrolifera e la stagflazione, quindi la forte inflazione di quegli anni e al tempo stesso la stagnazione. Quindi, che l'inflazione non sia temporanea, penso che ormai sia un dato di fatto. Quando ormai diversi mesi fa, eravamo ancora nel 2021, qualcuno diceva che era temporanea, insomma, guardavamo con sospetto a questa visione. L'inflazione c'è, non c'è dubbio, e se è temporanea ormai da 7 mesi non è più neanche tanto temporanea. Vediamo quanto durerà. È chiaro che con quello che stiamo vedendo sul fronte delle materie prime, e basta parlare con le aziende con cui parliamo quotidianamente, dei problemi seri si pongono, non possiamo ignorarli, siamo in mezzo a una situazione complicata. Quindi inflazione da un lato, dall'altro la difficoltà di crescita dell'economia nel momento in cui vengono a mancare o a essere molto più care le forniture di materie prime. Ecco, ci stiamo avvitando in una situazione economica complicata, non c'è dubbio, ma non è la novità di oggi. Nell'ambito di questa situazione complicata, se dovessimo guardare unicamente al risparmio di breve termine, qualche timore probabilmente ci sarebbe, perché se ho investito con un orizzonte temporale di 2 anni su un investimento fortemente rischioso, ecco che probabilmente devo tirare sulle antenne. Di nuovo, orientandomi al fondo pensione, non possiamo ignorare queste difficoltà. Mi piacerebbe poterti dire che stiamo nel mondo dei balocchi, siamo tutti felici e il Fondo Pensione Solidarietà Veneto vedrà i segni più nonostante ci sia un rischio di una guerra mondiale. Magari, ma questo non è. Dovremo attraversare questo periodo, però abbiamo davanti a noi una prospettiva da qui a 20 anni ed ecco che una crisi, se anche duratura da questo punto di vista, dovesse presentarsi nei prossimi mesi, nei prossimi anni, noi non finiamo il nostro percorso di investimento fra un anno o 2, ma fra 15. E allora tu mi chiedi, l'investimento nel fondo pensione può essere un'opportunità? Questa mattina mi ha chiamato a tal proposito una nostra iscritta che mi ha chiesto: vorrei versare 10.000 euro nel fondo pensione perché voglio un'alternativa al conto corrente. Io ho detto: guarda che sono due cose completamente diverse, ci sono dei vantaggi, ci sono degli svantaggi, c'è il tema della fiscalità. Ecco, questo qui sicuramente è un tema che va colto, ma lo dico anche per gli iscritti che si approcciano alla previdenza complementare in queste settimane. Sì, anche un approccio costruttivo di questo tipo ha senso, purché venga dilazionato nel tempo, mi consenta di beneficiare del vantaggio fiscale che comunque è un cuscinetto interessante e io non abbia un'ottica di un anno. Guarda Claudio, 1500 nuovi iscritti dall'inizio dell'anno ad oggi, ragazzi soprattutto giovani. Ora, chi ha fatto questa scelta ha probabilmente capito che questa è l'ora di cominciare, non di guardare, di rivolgersi al passato, è l'ora di guardare avanti. L'anno scorso era peggio da questo punto di vista.
e di fare un percorso insieme che poi porti all'età pensionabile. Abbiamo ancora un minuto. La crisi delle imprese, voi investite anche sul territorio. Temete che la crisi delle imprese, con la scarsità di materie prime e di conseguenza molte imprese sono a rischio, qualcuno ipotizza anche la cassa integrazione, per voi rappresenta un problema questo, visto che investite anche nell'economia reale? Diciamo, dal punto di vista complessivo, le difficoltà che a cui può trovarsi di fronte un'azienda quotata, come qualsiasi azienda che sta nel portafoglio azionario di Solidarietà Veneto, non sono molto diverse dalle difficoltà che potrebbe incontrare l'azienda non quotata nella quale comunque Solidarietà Veneto è investito. Quindi lo scenario è identico, con una differenza. L'azienda quotata sul mercato azionario vedrà rapidamente scendere il suo valore perché la borsa è molto rapida nel percepire le sensazioni che vengono dal mondo. L'azienda invece non quotata non soggiace a questo rischio perché la valutazione è legata al suo bilancio e il bilancio lo si fa periodicamente. Quindi, fermo restando che possono essere identiche, c'è una ritmica, un andamento dei prezzi su queste due aziende che è completamente sfasato l'uno dall'altro, e questo è positivo perché la combinazione di due andamenti tra di loro non allineati comporta una riduzione complessiva della cosiddetta volatilità. Ecco che a noi adesso, dico per assurdo, piacerebbe essere ancora più investiti negli strumenti non quotati perché mantengono il loro andamento con maggiore stabilità. È chiaro peraltro che questa tipologia di investimenti viene fatta con gradualità nel rispetto delle normative di legge, quindi per un valore tutto sommato contenuto. Direttore, la ringraziamo moltissimo per il tempo e le informazioni che ci ha dato. Ci auguriamo nella prossima puntata, a breve, che lei ci possa dare delle informazioni ancora migliori per i nostri risparmiatori. Grazie al direttore Paolo Stefano e grazie a chi ci ha seguito. Grazie anche a voi e alla prossima. Avvertenza: messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da CODIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.